telespettatori, 12ª puntata di Guarda che Stella, la trasmissione che come ogni settimana dedichiamo a Rivignano e sui dintorni. Quest'oggi siamo arrivati proprio nel capoluogo del Medio Friuli Basso per vedere un po' cosa sta succedendo in vista del 14 febbraio, perché il 14 febbraio è San Valentino e San Valentino è la festa degli innamorati, dunque Romeo e Giulietta, anzi Luigi e Lucina. Andiamo a sentire cosa stanno combinando i nostri amici, come qui nelle scuole elementari stanno facendo le prove, dunque noi adesso ci imboschiamo, loro non sanno niente, entriamo dentro e vediamo cosa sta succedendo. Seguiteci. Allora andiamo a sentire dall'assessore Tonizzo cosa sta succedendo, soprattutto come si stanno preparando i vari protagonisti del gruppo Giovani di Rivignano per questo evento. Beh, allora, questa sera stiamo facendo una delle ennesime prove per questo gruppo storico che ribadiamo è nato durante i Santi quest'anno a Rivignano e che vuole andare un attimino a rievocare quello che è successo qui a Rivignano, per la precisione ad Aris di Rivignano, nel 1511. Per chi non sapesse, ci stiamo ricollegando a quella che è la storia vera dei due innamorati più famosi al mondo, quindi Giulietta e Romeo, Allianz, Lucina Savorgnan e Luigi D'Apporto, quindi i due protagonisti che in realtà hanno vissuto quella storia d'amore. Io volgarmente ho detto Lucina all'ingresso, invece è Lucina. Sì, Lucina, si chiama Lucina Savorgnan, che come sappiamo ha abitato in Villa Savorgnan ad Aris, oggi la chiamiamo Villa Otelio, però il termine giusto è Villa Savorgnan. Quindi, come dicevo, gruppo storico che vuole un attimino presentare ai rivignanesi all'inizio, ma poi a tutto il Friuli e perché no, possiamo pure allargarci e dire a tutto il mondo qual è la vera storia di questi due innamorati. E quindi oggi qui stiamo facendo in questa piccola palestra delle prove che poi adesso vedrete insomma come si svolgono. Ecco, onestamente non so quanto la nostra trasmissione sia servita a far conoscere bene ai telespettatori quello che è la vera storia di Romeo e Giulietta, però sta di fatto che alcuni amici della Germania che lavorano diciamo nell'ambito radio-televisivo mi hanno chiesto come mai Rivignano e non Verona. Dici l'ambientazione? La vera storia. No, la vera storia in realtà nasce non precisamente a Rivignano, ma sono 9 i comuni in cui questi due giovani si sono conosciuti e hanno frequentato qui in Friuli. Poi Luigi D'Apporto, nella rivisitazione di questa novella, per paura di far capire che i due innamorati erano proprio loro due, sappiamo benissimo che Lucina poi non sposa Luigi D'Apporto perché lui è rimasto ferito durante una battaglia qui in Friuli, lui era un soldato di stanza alla famiglia Savorgnan. Ricordiamo che nel 1512 è stata la rivolta dei contadini contro appunto la Zobba Grassa. La famosa Zobba Grassa, esatto. Quindi lui rimane ferito, rimane menomato, non può più diciamo, frequentare la sua amata viene promessa sposa a un suo cugino, questi due si sposano, lui diciamo, va in esilio tra virgolette a Montorso Vicentino dove lui risiedeva, dove aveva la casa della famiglia. E quindi scrive questa autobiografia per paura di ritorsioni nei confronti di Lucina. Lucina era comunque una Savorgnan, quindi all'epoca faceva parte di una famiglia di benestanti. Cosa fa? Modifica i nomi e quindi chiama Giulietta lei e Romeo lui e ambienta questa storia a Verona. E quindi il buon Shakespeare, quando poi viene in possesso di questo manoscritto, semplicemente modifica leggermente quella che è la storia e appunto viene ambientata a Verona, però in realtà è un falso storico perché il famoso balcone che tutti quanti noi abbiamo visitato a Verona viene costruito ben 200 anni dopo la storia vera. Quindi... Ma in quella volta non c'era né l'IMU né il catasto, dunque di conseguenza è giustificabile sotto questo punto di vista. Beh, assolutamente. Nel senso che Monti non era ancora arrivato. Esatto, per fortuna loro. Senti, state preparando questo importante evento il 14 febbraio proprio ad Aris, ultime prove per quanto riguarda un po' le rifiniture a livello tecnico-tattico, uso un gergo sportivo. Questo significa che il gruppo giovani è sempre più impegnato per rilanciare ancora meglio questa manifestazione. Ma sì, il gruppo giovani parte in sordina con l'amministrazione comunale e come braccio operativo dell'amministrazione appunto, quindi tutte quelle che sono le attività culturali
e le manifestazioni vengono demandate a questo gruppo. Quest'anno quest'anno in realtà l'anno scorso abbiamo voluto affrontare l'ennesima sfida, è quella appunto di costituire questo gruppo storico per appunto pubblicizzare questa storia vera che è nata proprio qui in Friuli. Dire che stiamo rifinendo è un po' un eufemismo, nel senso che siamo veramente tutte le prime armi. Comunque siete dei giovani volontari che hanno la necessità di portare in scena qualcosa di unico e particolare e soprattutto la voglia, la professionalità e aggiungo anche la particolarità del territorio. Ma quello sicuramente, come dicevi tu prima, il 14 febbraio ci sarà una grossa manifestazione, stiamo preparando qui presso Villa Savorgnan veramente un qualcosa di particolare. Non voglio svelare assolutamente nulla, dico solo una cosa, e questo così vi darà anche la possibilità poi di guardare le prossime puntate. L'amore è universale, l'amore è mondiale, quindi l'amore che festeggeremo a Rivignano il 14 febbraio in realtà sarà un amore mondiale. E qui vi lascio questa sorpresa e poi soprattutto verrà creato un ponte di collegamento tra Aris e il resto del mondo attraverso una scultura. Ora vi lascio solo con questa indicazione perché è giusto che io vi crei questa suspense e questa curiosità che poi sveleremo solo il 14 febbraio. Elisa Zatti, che è un po' il capostruttura per quanto riguarda il gruppo giovani di Rivignano, andiamo a capire cosa riservate ai nostri telespettatori. Allora, stasera ci vedrete mentre facciamo le prove appunto per la sfilata che ci aspetta a Cavallicco, quindi venite numerosi perché sarà una cosa strepitosa. Ci sono i tamburini che si esibiranno appunto in delle melodie e in delle percussioni molto particolari. Siamo alle prime armi, però ci stiamo impegnando molto, per cui insomma l'entusiasmo c'è, la voglia di fare bene c'è. Quindi niente, poi è bello, è proprio un motivo di aggregazione. Ma soprattutto, permettimi, soprattutto anche far conoscere quello che è Rivignano, che è una bellissima località, ma c'è la cultura, la storia esatto. E la tradizione. C'è una storia che va valorizzata attraverso queste novità. Per noi, gruppo giovani che abbiamo sempre aiutato l'amministrazione comunale, questa è una sfida nuova che ha molto di culturale e quindi è un valore aggiunto, quindi siamo molto felici. Anzi, se qualcuno volesse aggregarsi a questo gruppo storico, insomma gli piacesse vestirsi d'epoca, venite, ne siamo contenti. Omar ci dà la possibilità di valorizzare quello che stiamo facendo, una nuova esperienza, una nuova sfida e speriamo vada tutto bene. Insomma, Elisa Zatti vi ha raccontato quello che sarà il 14 febbraio a Rivignano, non resta, anzi ad Aris per la precisione, in Villa Savorgnan Otelio, che ci tengono a sottolineare anche questo. Per quanto riguarda la 12ª puntata è tutto, da Omar Costantini Elisa Zatti è tutto, la linea va allo studio, ma soprattutto sigla.